da lei di Montebelluna. Dopo il parto i medici hanno tentato di rianimarla ma senza esito. L'ULSS 2 ha disposto l'autopsia sul corpicino della piccola. Decreto riapertura, il governo lo riprende in mano, consideri le linee guida che erano state presentate dalle regioni, così il presidente Luca Zaia, pressing dei governatori. Decreto riaperture che scontenta le categorie economiche. Dal governo è arrivato un segnale troppo debole, attività allo stremo. Intanto stamattina in prefettura si è parlato di rischio infiltrazioni mafiose, trasporto scolastico, vertice con il prefetto. Da lunedì si torna in classe, alle superiori in presenza al 70%. Nuova manifestazione dei dipendenti dell'aeroporto davanti al Canova di Treviso, riunite tutte e tre le sigle sindacali, una crisi dicono scaricata solo sulla pelle dei lavoratori. Vaccinazione degli over 80 nel fine settimana, accesso libero in tutta la Marca, sabato e domenica. Chi non ha ancora ricevuto la prima dose potrà recarsi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della provincia. Una baby gang sta destando allarme a Roncade. I bulli sono tutti minorenni, si sono immortalati anche in un video che gira in rete. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione che arriva dalla Marca trevigiana. Partiamo da qui, da Montebelluna, dove una neonata è morta per cause al momento sconosciute. Al San Valentino di Montebelluna l'ULSS 2 ha già riunito l'equipe che ha lavorato, che lavorava appunto in sala operatoria. Ad ogni modo è stata disposta l'autopsia. Solo l'autopsia già disposta sul corpo di una neonata morta alle 5:02 di ieri mattina all'ospedale San Valentino di Montebelluna potrà chiarire che cosa è accaduto veramente. Era appena venuta alla luce, la mamma trentenne si era presentata in ospedale con una gravidanza ormai giunta al termine, senza particolari problemi di gestazione. La notizia è stata resa nota dalla stessa ULSS, che ha voluto esprimere in un comunicato cordoglio e vicinanza alla famiglia. Si legge nella nota diffusa che la piccola è nata alle 2:59 dopo il ricovero della mamma in serata. Erano già evidenti i segni di sofferenza, la bimba ha presentato subito necessità di rianimazione neonatale, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari presenti. La sua morte è stata dichiarata alle 5:02. Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro tra tutti gli operatori coinvolti nel caso ed è stato programmato un audit con la direzione sanitaria. Un lutto che sarà davvero difficile da superare. È vicino ai genitori della neonata anche il sindaco di Montebelluna, Elso Severin. Ora si attende il risultato dell'esame autoptico, che certo non restituirà una figlia ad un padre e una madre, ma spiegherà perché una giovane vita è volata in cielo così presto. Siamo alle riaperture di lunedì. Il decreto deve essere ripreso in mano dal governo, che deve rivedere le linee guida che sono state presentate dalle regioni. Così oggi il presidente Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa all'unità di crisi di Marghera. Ci vuole una ratio per leggere un decreto. Bisogna che tutto abbia un senso, no? All'indomani del nuovo decreto del governo sulle riaperture, che ha visto l'astensione della Lega e la rovente polemica con le regioni, il presidente del Veneto torna sulle questioni oggetto della frattura. Scuole con presenza minima in classe del 70% degli studenti alle superiori e coprifuoco alle 22. Zaia, definendo sacrosanta e giusta la posizione della Lega, chiede al governo che vengano rivalutate le linee guida presentate dalle regioni. Ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma, un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea. Una revisione del decreto è quello che Zaia chiede al governo, a partire dal coprifuoco alle 22, che rischia di azzoppare la ripresa del turismo. Noi mettiamo a rischio la nostra stagione turistica e non esiste. Per come vi ho detto ieri, il cliente ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Zaia auspica che il premier Draghi riprenda in mano il dossier sulle riaperture elaborato dalle regioni, condiviso con comuni e province al di là delle appartenenze politiche. Io lascerei alla politica discutere questo. Noi guardiamo in faccia la realtà. Le istanze delle regioni non sono state colte, punto, che hanno colore politico variegato, da destra a sinistra. Intanto i numeri dell'epidemia in Veneto sono in miglioramento, l'indice RT è a 0,71, l'incidenza a 126,8, i tassi di occupazione negli ospedali sotto la soglia massima sia in area non critica che in terapia intensiva. Quindi noi siamo di fatto, a meno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Domani l'ufficialità, ma già i numeri di oggi danno per certe in Veneto le riaperture da lunedì.
Andiamo avanti perché lunedì si torna anche in classe con una capienza in presenza del 70%. Oggi il vertice in prefettura per gli ultimi dettagli. Vediamo. Rientro in classe per gli alunni delle superiori. Il nuovo decreto prevede una presenza minima al 70% e a questa percentuale si attengono le scuole della Marca. Oggi pomeriggio il vertice in prefettura, nel quale direzione scolastica, MOM, comuni si sono confrontati sui numeri e soprattutto su come garantire il trasporto scolastico con il 70% di allievi delle superiori in presenza. E questo 70% sarà così ripartito: il 100% dei ragazzi frequentanti le prime e le quinte saranno in presenza, il 50% dei ragazzi frequentanti le seconde, le terze e le quarte invece saranno solo presenza al 50%. MOM è al lavoro per riorganizzare il trasporto degli studenti. Prime e quinte al 100% significa 16.100 ragazzi, seconde, terze e quarte al 50% sono altri 12.900, per un totale di 29.000 studenti che da lunedì torneranno in classe. Quanti di questi prenderanno il bus ancora non si sa con certezza, visto che ancora mancano gli abbonamenti di maggio. Indicativamente dovrebbero essere 20.000. MOM è al lavoro per reperire mezzi e autisti. In qualche modo ci siamo già mossi. Diciamo che possiamo arrivare a circa 100 autobus in più. Le ricerche le abbiamo già fatte tra i privati, abbiamo la possibilità di arrivare a questo numero. Il problema è, ricordo, che la capacità, la capienza di mezzi è sempre al 50%, quindi questo è un ulteriore problema. Però insomma noi ci stiamo lavorando, il 26 avremo questa novità e cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile. In prefettura oggi si è parlato anche di rischio infiltrazioni mafiose, stiamo parlando ovviamente delle attività economiche. Sentiamo come si sono espresse oggi le categorie economiche proprio sul decreto che di fatto partirà lunedì. Il governo doveva avere più coraggio nella stesura del decreto riaperture, secondo le categorie economiche. Il presidente di Unioncamere Mario Pozza e quello di Ascom Confcommercio Treviso Federico Capraro interpretano lo scontento degli operatori del terziario, primi tra tutti ristorazione e turismo. Perché riteniamo che se uno ha fatto il vaccino, per dire un esempio, e lo dimostra, o ha fatto il tampone, questo certamente può accedere in un ristorante, perché se le condizioni per aprire un'attività commerciale, metterla in campo solo che all'aperto in questo momento qui non è certamente un aiuto. Bisogna che ci siano delle ritarature sicuramente, perché altrimenti non va bene. Noi confidiamo in questo. Il segnale è troppo debole, ma non rispetto alle aspettative che avevamo, rispetto alle esigenze. L'unico aspetto sul quale noi evidenziamo un ragionamento è quello di dire, che è stato detto, il check-up. Controlliamoci, facciamoci un controllo fra 15 giorni, facciamo un controllo a metà maggio e capiamo come siamo messi. Di altro avviso il segretario generale della CGIL Mauro Visentin, secondo cui la cautela era d'obbligo. Forse è meglio avere un po' più di prudenza e, ripeto, non rifermarci magari con una ripresa della curva pandemica fra qualche settimana, mentre gli altri magari corrono, e piuttosto che, come dire, non tener conto assolutamente e creare una difficoltà a tutti i cittadini. In prefettura questa mattina l'incontro a cadenza bisettimanale con categorie e forze dell'ordine. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ha chiesto massima attenzione rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose nei settori più colpiti dalla pandemia. Chi è sul territorio, le associazioni di categoria, ma ciascun singolo imprenditore guardi con attenzione anche ciò che ha al suo fianco e con grande attenzione e grande sensibilità i segnali. Le acque sembrano calme, ma in realtà sotto le correnti sono già agitate. E a proposito di correnti agitate, a far discutere il mantenimento del coprifuoco alle 22 abbiamo fatto un'inchiesta ai trevigiani. Andiamo verso l'estate, riaprono i ristoranti, se magari un'oretta in più non penso che sia un disastro, insomma, ecco. Con le dovute regole, però dobbiamo ritornare un attimino, quantomeno alle 11. C'è gente che magari lavora fino alle 7:30, 8 e quindi bisogna dare il tempo per uscire. Se uno va a cena fuori può fare anche fino a mezzanotte e poi basta, che non facciano casino fuori, dopo è quello il problema, penso. Per me un'ora in più, un'ora in meno non cambia niente, tanto valeva farlo fino alle 23. Un grande errore, perché ai turisti non avvengono, cosa vanno a cena alle 7 di sera per dopo scappare a casa come Cenerentole? Hanno detto che comunque dal 31 di maggio
potrebbero cambiare le cose, perciò sono fiduciosa. Dovrebbe essere fino alle 18 ancora, perché con queste aperture che sono fatte solo a fini economici andremo a finire in un'altra pandemia. Io penso che dovrebbero spostarlo almeno fino alle 23, mezzanotte anche. Se la gente rispetta le norme, ben venga anche aprire fino a mezzanotte all'1, però niente assembramenti, questo è far capire alla gente, tutto qua. Credo che dalle 22 alle 23 non cambi molto, ecco. Bisogna anche chiaramente tener conto di chi deve guadagnarsi da vivere. Alle 22 si potrebbe prolungare fino alle 23, perché c'è l'ora legale che ci fa alzare un'ora prima l'ora legale e quindi si sposta anche alle 22 alle 23. Bisogna che dimostrino che pericolosità c'è nel tenere aperto un'ora di più. Un'ora non cambia niente e magari per chi ha locali qualcosa cambia. Sta ancora finendo il primo o forse iniziando il secondo, alle 23 chiudi tutto, alle 22 chiudi tutto, che abbiamo da chiudere. Per cui uno si porta a casa il mangiare e finisce la cena a casa. Allora facciamo il punto sui contagi, la situazione è positiva e poi l'apertura dei centri vaccinali a chi manca tra gli over 80 per chiudere la campagna vaccinale. Ancora con il direttore Benazzi l'incontro con Riccardo Szumski. Siamo già F3, una situazione sicuramente di tranquillità rispetto a circa 15 giorni fa. L'ospedale di Oderzo è ufficialmente Covid-free. L'ULSS 2 sta lavorando per liberare e far tornare a regime anche quello di Conegliano. Rimane il polo di Montebelluna necessario per gestire quei 200 contagi su 100.000 abitanti che ancora insistono su quell'area, la più esposta in tutto il Trevigiano per incidenza del Covid. Ricoveri e terapie intensive sono in calo. Sul fronte della campagna vaccinale l'ULSS ha concluso il sopralluogo in Benetton, confermando la destinazione degli spazi ma avvertendo che se ne parlerà soltanto dopo giugno. La priorità rimane chiudere la campagna vaccinale 70-79 per passare a 60-69 disabili e fragili. Oggi era in programma l'incontro con il sindaco e medico di base Riccardo Szumski dopo la manifestazione di domenica a Conegliano e il direttore generale Francesco Benazzi. Incontro rinviato a giovedì prossimo per espressa richiesta dello stesso primo cittadino. Io sono obbligato a seguire in modo pedissequo, quindi in modo puntuale e preciso quello che dice il decreto legge, per cui nel momento in cui il collega decida di non vaccinarsi io sono costretto a sospenderlo. Gli organizzatori della protesta di Conegliano però non si fermano, pronto un evento a Vittorio Veneto per il quale è già stata fermata la piazza il 2 di maggio. Per l'ULSS 2 la battaglia più importante però continua ad essere quella sul fronte della campagna vaccinale. Lunedì partirà la nuova macchina, l'ex dogana. Intanto il direttore ricorda che questo weekend vaccinazioni aperte e libere per tutti gli over 80 rimasti. Sono circa 400. Sabato e domenica possono accedere a tutti i punti dove facciamo le vaccinazioni senza prenotazione. Vengono e basta. Nuova manifestazione dei lavoratori dell'aeroporto Venezia e Treviso assieme. Questa mattina davanti all'aeroporto Canova di Treviso c'erano tutte e tre le sigle sindacali. A molti lavoratori, soprattutto quelli del comparto sicurezza, è stato chiesto un taglio del 25% dello stipendio. Quanto prendi al mese? 600 euro. Hai famiglia? Ho un mutuo e 3 bambini. Se ci togliesse il nostro 25%, che è il surplus del nostro contratto integrativo di secondo livello, noi arriveremo a 700 euro. Praticamente siamo stati sempre fermi. Noi qua stiamo per dare un messaggio forte e chiaro. Si tocca uno, si tocca tutti, perché tutti i lavoratori devono essere tutelati. Marta, Mina, Angelo, storie di lavoratori occupati in settori diversi, sicurezza, ristorazione, trasporti, pulizia, ma accomunati da un unico destino, la crisi innescata dal Covid e l'incertezza sulla riapertura dello scalo trevigiano. La stanno pagando loro, a cui è stato chiesto ancora uno sforzo in più. Il 5% sono quasi 300-400 euro in meno, è una famiglia con 1.300, cioè con 1.400 forse riesci ad andare avanti, ma con 1.000 euro come fai? Con tutti i sacrifici che sono stati fatti. C'è il rischio che ovviamente i lavoratori in esubero passino a Venezia essendo un'unica società.
Aires Retail, e quindi già a Venezia siamo tutti in cassa integrazione, lavoriamo 10 ore al mese. Il rischio è che poi ci sia appunto un esubero di dipendenti. Io sono sola con 2 figli a carico, in questo momento con cassa in deroga che non ci pagano e ovviamente attendiamo anche gli assegni, è molto preoccupante. Questi lavoratori sono fermi da un anno, 220 nel settore food a Venezia, 150 del retail, 140 in appalto nei comparti sicurezza e ristorazione al Canova di Treviso, che diventano 460 se sommati ai colleghi occupati a Venezia. Se ci chiamano al tavolo noi siamo pronti a discutere qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio, ne abbiamo dato dimostrazione che siamo in grado di farli, però non accetteremo che ci tolga un cappello a nessuno. Alla manifestazione erano presenti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Un anno di chiusura, dicono, ma anche di promesse, costi scaricati da Save e AR3 sui lavoratori. I sindacati vogliono poter discutere del piano industriale con Save a fronte di un master plan da 58 milioni di euro. Il commento del sindaco Mario Conte proprio sulla riapertura dell'aeroporto e sulla manifestazione di oggi. Se adesso ci sono delle piccole tensioni, credo che facilmente verranno anche superate, ma soprattutto si potrà tornare a guardare al futuro con grande ottimismo, andando a risolvere anche questi problemi legati alle condizioni dei lavoratori dal 1 giugno, perché ormai è ufficiale, no, l'apertura dell'aeroporto Canova. Di questo dobbiamo essere tutti contenti, soprattutto perché significa che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle la pandemia e facciamo un ulteriore passo verso la normalità, che consentirà quindi il ritorno al lavoro per i dipendenti delle strutture aeroportuali, ma anche per tutto quell'indotto economico che vive proprio grazie alle presenze dei turisti e dei passeggeri dell'aeroporto. Quindi insomma, io invito a dialogare, a trovare le soluzioni, perché ormai il problema pandemia è alle spalle. Pochi secondi di pubblicità e ripartiamo dalla cronaca. Ben ritrovati, ripartiamo da Campocroce di Mogliano. Dopo la tentata rapina di ieri, il titolare racconta come ha bloccato il malvivente. Ho detto: se lo lascio andare, se non viene da me vado da un'altra persona. Se lo tengo passerà purtroppo qualche problema, però si spera che le persone che lo seguono siano consapevoli di cercare di aiutarlo il maggiore possibile. L'ha trattenuto per il suo bene, nonostante qualche minuto prima avesse tentato di rapinare sua moglie all'interno del suo supermercato. Questa è la decisione che Diego Nogarin ha preso ieri, poco dopo mezzogiorno, quando assieme all'amico pizzaiolo Martino Pivato ha bloccato il giovane entrato nel supermercato Maxi di Campocroce di Mogliano con lo scopo di sottrarre il contante presente alle casse. Per questo, con la richiesta perentoria, aveva anche sfoderato un lungo coltello. Il coltello, diciamo, sarà stato un 25 cm, sì, non è che sia né grande né piccolo, però è sempre da aver paura quando c'è un coltello in mano, sia chiaro. È successo anche qualche mese fa a Mogliano, poverina la ragazza, che anche il ragazzo aveva un coltello in mano. Giovane, 26 anni, determinato, incurante dei clienti presenti, forse stava cercando contanti per pagarsi le dosi. Quando però la cassiera ha iniziato ad urlare, ha tentato la fuga. Lui ha tentato di scappare, però la porta era chiusa, l'ho affrontato e là sono riuscito a togliergli il coltello dalla mano. Gli ho dato la pedata per allontanarlo, abbiamo avuto una colluttazione abbastanza tosta. Poi l'arrivo dei carabinieri, l'arresto del giovane, i verbali. A distanza di tempo Nogarin però ammette: ho sbagliato io perché ho salito una persona armata e io non avevo niente, mi è andata bene. Nessun astio nei confronti del giovane, anche dall'amico pizzaiolo, che piuttosto sottolinea: quello che preoccupa più è il disagio che c'è, ecco, disagio forte, dunque il messaggio più che è questo che voglio dire io, cercare di capire il prima di queste cose, ecco. Una baby gang sta destando allarme a Roncade. I bulli si sono immortalati anche in un video che sta girando in rete. Guardate. Certamente è un video che ho visto anch'io e indubbiamente dal video non può che nascere una preoccupazione. È da circa un mese che nei social gira un video di una baby gang di Roncade. Abbiamo deciso di farvi vedere solo alcuni scatti della sequenza pubblicata in rete. Nel video, che turba e che desta allarme, i protagonisti sono tutti minorenni. Per cui sono state immediatamente avvertite anche le forze dell'ordine, in modo da capire quanto c'è di reale in quel video, quanto è artefatto e fatto apposta per
per suscitare questo allarme. Nel video i ragazzi si sono immortalati con delle pistole e con il passamontagna, mentre fanno le gare in motorino o il falò lungo il Musestre fumando in compagnia. Si vede la foto di uno spinello, ma c'è anche quando in piazza Primo Maggio lanciano una bottiglia incendiaria e quando uno di loro davanti all'obiettivo fa lo spavaldo mostrando centinaia di euro. Ma non è tutto. Atti vandalici e offese nei riguardi di altri minori o adulti sono al vaglio delle forze dell'ordine. Ci sarebbe stato addirittura uno scontro fra alcuni di loro ed alcuni genitori intervenuti per difendere una ragazzina presa di mira. Le denunce ci sono, come la preoccupazione che la situazione possa sfuggire di mano. Non è certo il momento per creare preoccupazioni oltre a quelle che abbiamo già a causa di questa pandemia. Quindi è importante lavorare sia sui ragazzi che sulle loro famiglie, aiutarli tutti a cessare questo tipo di comportamenti che fanno del male in primis ai ragazzi stessi. La notizia delle scorribande della baby gang sono apparse anche sulla pagina Facebook dell'associazione Furti in Corso. L'appello è a non voltare la testa, sempre tenendo conto della minore età dei protagonisti. Questo è l'appello che sto facendo, no? Perché se non veniva fuori ieri da Furti in Corso sarebbe rimasto nel terrore della gente che dice ma io non faccio neanche più uscire mio figlio, ma io non mi fido, ho un po' di FIFA eccetera. Invece no, bisogna denunciare, bisogna prendere, andare alla stazione dei carabinieri, alla questura dove si è più comodi e andare a mettere nero su bianco quello che succede. Imprenditori che investono in tempi di crisi. Andiamo a Pederobba. Investire per dare nuova linfa all'economia del territorio. È questo il presupposto che ha spinto Roberto Adda, titolare della catena dei punti vendita d'abbigliamento Dinosauro, e altri imprenditori a non fermarsi nemmeno durante il lockdown. L'apertura di un nuovo negozio di abbigliamento di 1500 metri quadri a Pederobba garantirà nuovi posti di lavoro in una zona che sta ripartendo con convinzione. È arrivato un grosso supermercato, altre aziende e di conseguenza anche noi abbiamo approfittato anche del lockdown per così allestire questo negozio di 1500 metri e adesso cerchiamo di recuperare il terreno in questo luogo. Abbiamo trovato un luogo giusto con prezzi equi e la zona è adatta al nostro tipo di vendita e di conseguenza in questo periodo di chiusura quasi totale abbiamo allestito 1500 metri di negozio e adesso dobbiamo recuperare la strada persa. Siamo ora alle notizie che arrivano dal Bellunese. Partiamo dalla CC, nubi sempre più fosche che si addensano sul futuro della CC. Lo si è appreso al termine dell'incontro fra le rappresentanze sindacali e il commissario straordinario Maurizio Castro. Se dal vertice ministeriale di domani non uscirà un verbale di intenti comune, soprattutto un emendamento che sia la garanzia del governo nei confronti delle banche, la data indicata per la chiusura dello stabilimento di Melo, ormai senza liquidità, è quella del prossimo 2 giugno. Inutile dire che la preoccupazione è fortissima. Ed ora le riaperture dei locali. La riapertura non sarà uguale per tutti, dipende dal clima, dagli spazi all'aperto, dal plateatico del coprifuoco. Dal 26 la sera si può tornare al ristorante e andare al cinema. C'è il problema però della temperatura e di avere o non avere lo spazio all'aperto per poterlo fare. Ecco cosa rispondono i ristoratori e chi lavora nel cinema. Qualcosa si può ritornare a fare, però non è forse corretto per tutti perché il clima non è uguale in tutta Italia, chiaramente sono delle zone dove a quest'ora si può tranquillamente mangiare all'esterno, noi ieri avevamo ancora 4 gradi, quindi poi la posizione dei locali, se sei all'ombra all'esterno, se sei al sole, se hai la possibilità, se hai un plateatico, se non ce l'hai. Cerchiamo di riaprire con 1000 problemi e vediamo di farcela. Non è facile. Era sicuramente ora, non aspettavamo altro, ci stiamo preparando, visto la bella stagione alle porte e la necessità di poter comunque riprendere un po' a lavorare regolarmente. Non aspettavamo altro, insomma. Tenere aperto la sera per il coprifuoco alle 22? Quello sicuramente sarà un paletto, magari un po' alla volta dopo verrà rivista anche questa regola, intanto ci organizzeremo anticipando un po' l'orario dell'aperitivo, l'orario delle cene e assecondando un po' le regole. Il coprifuoco alle 22? Sbagliatissimo, come è sbagliato il pranzo e la cena all'esterno, perché abbiamo pochissimi posti e non sappiamo veramente come fare.
Parliamo anche di cinema, si riapre? Si riapre lunedì, vediamo se siamo in zona gialla prima di tutto, però sì, stiamo facendo il lavoro di 3 settimane in 4 giorni, perché ovviamente non solo noi cinema abbiamo il problema della riapertura, ma anche le distribuzioni che devono darci film, per cui tutta la filiera. Stiamo provando a organizzarci per lunedì, pensiamo di riuscirci, facciamo una partenza soft, uno spettacolo unico e poi man mano vediamo nei prossimi giorni come andrà. Adesso parliamo di salute mentale, dando voce alla denuncia che è arrivata da un'associazione di volontariato. La denuncia fatta dalla sezione bellunese dell'Associazione Italiana Salute Mentale è un po' un j'accuse e un po' una disperata richiesta di aiuto. I numeri sono impietosi. 4.000 malati in provincia e soli 8 medici disponibili per pazienti che hanno bisogno di un sostegno costante e continuativo. A Belluno ne sono rimasti solo 2 in questo momento, a Feltre 4, uno ad Agordo e uno a Pieve di Cadore. Con questa carenza è a rischio la possibilità di cura delle persone sofferenti, perché si può solo affrontare l'urgenza e l'emergenza. Per fronteggiare l'emergenza è stato richiesto un incontro al nuovo direttore generale dell'AUS 1 Dolomiti, ma il problema di fondo in parte richiama il medesimo in cui ci imbattemmo parlando di guardie mediche. A Belluno i medici arrivano a fatica e da fuori provincia, quando non da fuori regione, e poi non ci vogliono restare. Non vengono fatte specializzazioni per questo tipo di medico psichiatra, quindi il problema sta anche a monte. Per giunta noi scontiamo una marginalità territoriale, per cui spesso chi viene qui poi dopo un po' di tempo magari trova un posto più vicino alla sua provenienza d'origine. La provincia stanzierà un contributo straordinario di 10.000 euro per l'associazione Belluno Donna e scriverà un ordine del giorno da proporre a tutti i comuni bellunesi per coinvolgerli nella sensibilizzazione antiviolenza. L'idea è emersa nel corso dell'ultima riunione dei consiglieri provinciali a seguito di un'attenta analisi del report inviato da Belluno. Pensate che soltanto lo scorso anno è stato registrato un incremento di richieste d'aiuto pari al 238%. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti. Benvenuti al meteo. Mentre il fronte instabile si sposta al centro-sud, al nord torna lentamente a salire la pressione atmosferica. Venerdì 23 aprile sarà infatti una giornata di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, al mattino sarà possibile soltanto qualche foschia o nebbia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento dappertutto, cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse, qualche addensamento sui rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature in aumento, minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato, cielo limpido, qualche velatura in prossimità dei monti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 19-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata di sole, salvo per locali annuvolamenti, ma senza piogge. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti.